L'Italia è apprezzata nel mondo per le sue eccellenze in molti settori. Uno dei principali è certamente quello enogastronomico, per le sue straordinarie tradizioni favorite anche da un clima privilegiato, inserita com'è nel cuore del Mediterraneo. Proprio nel mare è immersa Venezia, città lagunare unica al mondo, punto di congiunzione del nord-est italiano, la cui storia luminosa si è sviluppata tra il mare ed il suo vitale entroterra. Per fascino, arte, architettura e cultura, Venezia è da secoli un richiamo irresistibile a livello mondiale. Tutt'attorno a Ventaglio si aprono fertili pianure e verdi colline che fanno da cornice alle Alpi orientali. In ognuno di questi ambienti molto diversi tra loro, la coltivazione della vite e la cultura del vino si sono espressi al meglio da sempre, portando alla nascita di prodotti altrettanto diversi, ma tutti di assoluta eccellenza. Non è un caso che la prima scuola enologica italiana sia stata istituita nel 1876 proprio nel cuore del nord-est italiano, a Conegliano Veneto, ancora oggi punto di riferimento di primaria importanza per l'enologia nazionale. Presenta laboratori scientifici, tecnici e sperimentali d'ottimo livello ed una cantina per la produzione in proprio di vini e distillati di tutto rispetto. Grazie all'impegno e alla lungimiranza di tanti operatori del settore, sta nascendo attorno al prodotto vino anche una filosofia dell'accoglienza che sfocia nelle nuove forme di turismo legate all'ambiente, alla cultura, ai sapori tradizionali, con un numero crescente di appassionati enoturisti provenienti da ogni parte del mondo. Il territorio collinare dell'alta provincia di Treviso, oltre ad essere straordinariamente piacevole dal punto di vista estetico, si è dimostrato ideale per la diffusione di vigneti di pregiate uve bianche e in particolare di un vitigno, Glera, alla base della produzione di un vino nobile, sempre più apprezzato in tutto il mondo, il Prosecco, sia esso tranquillo, frizzante o spumante. Il Prosecco è diffuso non solo in questa parte del Veneto, ma quello superiore di OCG si riferisce ad una precisa area che va dalla zona di Vittorio Veneto a quella di Conegliano, Susegana e Valdobbiadene.
La tipologia varia del terreno, costituito soprattutto da argille e depositi morenici, l'esposizione delle fasce collinari parallele est-ovest tra i 50 ed i 500 metri di quota, il microclima determinato dalla vicinanza e dalla protezione delle montagne, con un'importante escursione termica, sono alcuni aspetti positivi determinanti per questi vigneti, inseriti in una zona bellissima, però difficile da coltivare, anche se i contadini del luogo lo hanno fatto da sempre con amore, conquistando ogni pendio, fin quello più irto. È con questo spirito che la vocazione vitivinicola si è mantenuta e sviluppata nel tempo, con la diffusione di un sempre maggior numero di aziende, un costante adeguamento tecnologico e un'azione di marketing che hanno elevato la qualità del prodotto, generazione dopo generazione, diffondendone la conoscenza e l'apprezzamento. Oggi il prosecco di queste terre trova collocazioni di prestigio ovunque nel mondo e si può ben dire con pieno merito. Le terre del Veneto orientale e del Basso Friuli, dove trovano il loro sbocco nel mare Adriatico i fiumi Sile, Piave, Livenza, Tagliamento ed Isonzo, hanno un'antica storia comune. La tradizione vitivinicola risale alle epoche pre-romane, favorita da un ottimo clima, dalla vicinanza del mare e da un terreno particolarmente fertile, in alcune zone sottratto alla palude. L'insieme di questi fattori favorisce la produzione sia di vini rossi che di vini bianchi d'assoluto pregio. L'antica Via Annia, da cui trae origine anche il nome della zona DOC nelle vicinanze di Aquileia, nell'entroterra costiero del Friuli, era già in tempi remoti un'importante via di comunicazione est-ovest per il commercio del vino. La millenaria tradizione vitivinicola ha avuto in queste terre momenti di espansione ed altri di difficoltà, a seguito delle ripetute incursioni di eserciti stranieri e dei conflitti che ne hanno condizionato la storia. Come nel caso della Prima Guerra Mondiale, al termine della quale fu necessario sostituire le tante viti distrutte. Sono stati così introdotti i primi vitigni francesi: Cabernet, Malbec, Merlot e Pinot Nero tra i rossi, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio e Sauvignon fra i bianchi, in aggiunta all'Araboso, Refosco, Riesling, Tokai e Verduzzo, che erano riusciti a superare le distruzioni belliche. Questi territori, tra i più dinamici d'Italia ed Europa, accolgono oggi una viticoltura moderna d'altissimo livello. Nell'estremo nord-est italiano e della regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nel Goriziano, a ridosso del confine italo-sloveno, incontriamo un territorio assolutamente speciale, dal punto di vista paesaggistico, storico e vitivinicolo. Si tratta del Collio, dove da tempi remoti si producono vini prestigiosi, tra i primi d'Italia e quindi del mondo.
Tra i fiumi Isonzo, Torre e Natisone si trova la culla di un bere di qualità, costituito da grandi vini DOC, prodotti da aziende affermate che hanno contribuito a far conoscere il Collio a livello mondiale. La denominazione di origine controllata è stata riconosciuta nel 1968. Questa zona collinare è particolarmente piacevole e rilassante, dolce come il suo clima, dovuto alla protezione delle Alpi Giulie a nord e alla vicinanza del mare che si può vedere nelle giornate limpide. È una zona punteggiata da piccoli borghi e rivestita parzialmente da splendidi vigneti, baciati dal sole e influenzati positivamente dalle correnti marine. I terreni collinari del Collio sono formati principalmente da marne e arenarie stratificate che costituivano degli antichi fondali marini emersi dalle acque in tempi lunghissimi. Queste formazioni rocciose si disgregano facilmente sotto l'azione degli agenti atmosferici, originando un terriccio ricco di minerali, ideale per la viticoltura. Questi ed altri fattori concorrono ad esaltare le caratteristiche qualitative dell'uva prodotta, sia a bacca rossa che a bacca bianca, ed i vini che ne derivano acquisiscono ogni pregio. I rossi sono intensi e vellutati. I bianchi presentano aromi eleganti ed armoniosi. Sono davvero molti i vini prodotti in questo territorio, alcuni dai nomi famosi, altri più specifici, ma tutti assolutamente speciali. Dal Cabernet Franc allo Schioppettino, dalla Malvasia istriana allo Chardonnay, dal Traminer aromatico al Friulano, al superbo Picolit. E l'elenco potrebbe proseguire a lungo.